Ormai manca pochissimo e siamo in compagnia di Venus che è venuta a trovarmi nel mio studio mobile. Ciao! Ciao a tutti. Bene, allora, raccontami un attimino come nasce la tua passione per la musica. La mia passione per la musica è nata già quando ero neonata, diciamo, già nella pancia della mamma. Diciamo che vedendo mio papà suonare da autodidatta, anche mio nonno, materno e paterno, sono cresciuta in un contesto di musica, appunto. Quindi il mio sogno sarebbe stato imparare a suonare bene la chitarra, perché io vedevo appunto mio padre che suonava quasi tutti i giorni, vedevo questo oggetto musicale inavvicinabile, insomma. Poi a circa 6 anni ho cercato di strimpellare qualche cosa e i miei genitori hanno visto questa propensione verso la musica, in particolare il pianoforte all'inizio. Bravo. E niente, quindi ho iniziato poi a studiare nella scuola. Bene, bene, quindi si può dire figlia d'arte, perché quando uno... Più o meno. Bene, ecco, poi il tuo percorso cresce, cosa hai fatto? Oltre lo studio, hai composto qualcosa oppure fai cover? Raccontami. Allora, per adesso sto facendo cover, però il sogno, diciamo, nel cassetto è sempre stato quello di fare musica mia, di produrre qualcosa seriamente. E diciamo che ho fatto qualche registrazione così casareccia Certo. di qualche mia canzone e ci sono ogni tanto anche altre canzoni che mi vengono da un giorno all'altro. Che poi oggi in casa abbiamo degli home studio incredibili, quindi Sì, esatto. abbiamo questa grande possibilità rispetto a quando ero giovane io, che è difficilissimo, si cercava gli studi, costavano un sacco di soldi, invece oggi con veramente pochi soldi si ottengono dei risultati ottimi. Esatto, infatti sto, diciamo, ho in piano appunto di costruire uno studio casareccio e di ampliare piano piano le mie conoscenze in questo campo perché non sono tanto pratica. Piano piano, hai tutta la vita davanti, Sì, quindi esatto. bene. Speriamo. Allora parliamo adesso di questo bellissimo contest che ci sarà a Sant'Isidoro, c'è Sant'Isidoro Live Contest lì a Sydney. Ecco, raccontami un pochettino com'è che ti è venuto di partecipare. Io un giorno stavo scrollando, diciamo, Esatto, sull'Instagram e vedo appunto questo annuncio sul contest di Sant'Isidoro di Gigi. certo. E niente, quindi ho pensato, dai, su anche consiglio di mia zia, perché anche lei l'ha visto e mi ha detto, dai, partecipa. Io all'inizio ero un pochino... volevo parteciparci, però allo stesso tempo ho pensato, dai, magari pensiamoci prima. Però poi mi sono buttata e ho detto, dai, perché no? Alla grande. Tu di dove sei, Venus, sì. Venus. Martina, comunque. Di Sydney. Di Sydney. Ah, benissimo. Quindi Quindi giochi in gioco in casa, giochi in casa. casa. Benissimo. Allora, amici di Sydney, tutti quanti facciamo il tifo per Venus. Benissimo, allora da Maurizio da Venus è tutto. Ci vediamo sabato 16. Venite tutti Venite, a festeggiare. vi aspettiamo. Vi aspettiamo tutti quanti e cantiamo e balliamo tutti. Ciao. Ciao.